è premiare gli atteggiamenti positivi, gli atteggiamenti virtuosi. Cosa significa? Se noi, per esempio, fra i criteri per premiare le società, nel caso dei ripescaggi, inserissimo per esempio la partecipazione ai corsi di formazione, organizzati evidentemente nei territori, non a Sassari per quelli di Cagliari e viceversa, ma territorio per territorio, provincia per provincia. E anche Nuoro, cioè io sono nuorese, quindi io credo che la federazione debba avere un atteggiamento in cui emerge la premialità da tutti i punti di vista, quindi premiare gli atteggiamenti, i comportamenti virtuosi. È importante ricevere la Coppa Disciplina per chi si comporta bene nei confronti degli avversari, degli arbitri, ma è importante dare un segnale tangibile. Allora, se noi inserissimo fra le regole, fra le norme, che chi vince la Coppa Disciplina ha diritto a una sensibile riduzione del costo di iscrizione ai campionati per l'anno successivo, io credo che incentiveremo il comportamento virtuoso. Quel comportamento diventerebbe un comportamento da seguire anche come esempio. E siccome viviamo un periodo di crisi economica, per molte società quel contributo economico può fare la differenza per salvaguardare il calcio in quel comune, in quel territorio. Io credo che noi dobbiamo orientare la nostra attività da questo punto di vista. Aggiungo un altro aspetto. Sono importanti le idee, sono importanti i progetti, è importante però anche, diciamo, la capacità di rinnovamento e di rinnovarsi. Noi abbiamo messo in campo una squadra nuova, fatta di persone che rappresentano tutti i territori della Sardegna, fatta di persone che per anni hanno esercitato questa attività come calciatori, come dirigenti, come presidenti, e che in questo momento si stanno mettendo a disposizione delle società. Perché io credo che, diciamo, l'atteggiamento debba essere questo: mettersi a disposizione, non per avere vantaggi o interessi personali, ma per offrire un servizio alle società. Io ho detto ai nostri candidati, agli amici che mi hanno sostenuto, noi dobbiamo metterci a disposizione. Questo è il nostro compito, questo è il nostro obiettivo. Ovviamente per realizzare i programmi, Presidente, mi avvio alla conclusione perché io parlo troppo, lo so. Per realizzare i programmi servono delle risorse, dei progetti. Quali risorse? Intanto quelle di cui il Comitato regionale ha a disposizione, anno per anno, con le iscrizioni. Ma io ritengo che i soldi accantonati per la costruzione del palazzo, in presenza di un palazzo che è lì a disposizione, a titolo gratuito e incomodato d'uso, quello che la Regione Sardegna ha messo a disposizione del CONI e quindi di tutte le federazioni, io ritengo che quei soldi, col consenso delle società e col coinvolgimento delle società, chiedendo il loro assenso, debbano essere indirizzati, se questa è la sensibilità maggiore, diciamo, fra i gruppi dirigenti delle società, debbano essere utilizzati per sostenere progetti. È stato merito dell'attuale gruppo dirigente di aver risparmiato questi soldi, è stato un grande merito del professor Piras e di tutto il suo gruppo dirigente. È stata una scelta corretta. Sarebbe stato sbagliato distribuire questi soldi a pioggia senza verificarne, diciamo, la finalità. Sarebbe stato sbagliato quello che ha detto Andrea Del Pin, organizzare cene, ma è evidente che sarebbe stato, diciamo, un'appropriazione indebita, addirittura, non sbagliato. Io credo che questi soldi debbano essere destinati alla realizzazione dei progetti e non alla costruzione di un palazzo. Lo dico sommessamente, senza nessun atteggiamento polemico. Io so che in questa campagna elettorale c'è stata anche qualche diatriba verbale fra di noi, ma è normale. Comunque siamo tutti amici, è normale. Io conosco tanti di voi con i quali mi sono anche scontrato, però l'ho fatto onestamente, con passione e senza mai pensare di offendere nessuno, ma cercando di contrappormi anche in maniera a volte, scusate, aggressiva, però per migliorare questo movimento. Concludo con una cosa che mi piace molto e che ho citato in tante assemblee, e in particolare nelle ultime che ho fatto a Cagliari e a Sassari. Questo è un momento elettorale importante in Sardegna, per noi, lo è anche per la politica. Dopodomani si eleggerà il nuovo consiglio regionale e il governatore. È stato un periodo importante da un punto di vista elettorale per il mondo. Recentemente è stato eletto
il presidente degli Stati Uniti, per la prima volta un afroamericano, un fatto storico, un giovane addirittura afroamericano. Leggendo su internet e documentandomi su quella vicenda che tanto mi ha appassionato e che ha appassionato tanti di noi, ho scoperto, era una cosa che sapevo già ma che avevo dimenticato, che la Costituzione americana prevede per i cittadini americani il diritto alla felicità, che è una cosa bella, secondo me è bella. Nella nostra Costituzione non è prevista, ma perché i nostri padri costituenti avevano altri problemi, in quel momento dovevano riscrivere le regole democratiche. La ricerca, no, il diritto alla felicità. Poi non sempre questo diritto viene garantito neanche là, perché l'America è la società delle contraddizioni. Però nella nostra Costituzione non è previsto, ma nella nostra Costituzione materiale, cioè in quello che noi facciamo ogni giorno, anche mediante le nostre organizzazioni di rappresentanza collettiva, fra cui il calcio, noi possiamo garantire il diritto alla felicità, per esempio ai nostri bambini. Io credo che, io vi lascio e vi ringrazio, mi scuso per essere stato lungo, vi ringrazio per l'attenzione con questo messaggio. Noi abbiamo un compito molto importante. Se noi riuscissimo, per esempio, a garantire la felicità dei nostri bambini, faremo, diciamo, un bel servizio all'Italia del futuro. Grazie.